Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro culturale. Ci troviamo nel salone del Palazzo del Museo della Battaglia, che un tempo era la sala consigliare del comune di Ceneda, avvolti in questi meravigliosi affreschi che ci fanno da cornice. Ringrazio l'amministrazione comunale, saluto il sindaco di Vittorio Veneto Antonio Miatto e l'assessore alla cultura Antonella Uliana, qui presenti per averci concesso l'uso di questa splendida sala e per averci anche supportato in questa iniziativa. Ed ora vi presento i nostri ospiti d'eccezione, che ringrazio per la presenza e la preziosa collaborazione. Franco Posocco, urbanista, guardian grande della Scuola Grande di San Rocco di Venezia. Danilo Gerotto, architetto creativo, dirigente del Comune di Venezia. Massimiliano Monetti, che interverrà in remoto, lo saluto, Presidente Confcooperative Abruzzo, ideatore e promotore della rete di borghi cooperativi d'Abruzzo e componente del gruppo di lavoro per abitare il Sud di Confcooperative Habitat. Livio Scatolini, coordinatore nazionale Comitato Tecnico Scientifico Associazione I Borghi Più Belli d'Italia. Ferdinando Tomasello, architetto, vicepresidente nazionale dell'Unione Nazionale Pro Loco. E infine il nostro amico Bruno Barel, avvocato europeo, che ringrazio molto per l'aiuto e il supporto che ci ha dato per la realizzazione di questo convegno. Ed ora invito il sindaco per un saluto iniziale. Grazie. Buongiorno signori, buongiorno. Vi porto i saluti di tutta l'amministrazione di Vittorio Veneto. Vi ringrazio per averci invitati. Ringrazio e faccio i miei complimenti a Maria Grazia e alla sua associazione per l'importanza dei temi che va trattando con gli eventi da lei organizzati. Complimenti. E molto importante è il tema che verrà trattato anche oggi, tema che mi è particolarmente caro, anche personalmente, perché mi è stato dato in sorte di lavorare 40 anni in questo comune, vivendo in prima persona la realtà dei borghi. E Vittorio Veneto con la sua estensione e con il suo andamento territoriale ne ha moltissime, molte decine, e ho goduto di questi borghi, della gente che li abitava, della povera zootecnia che vi veniva praticata, che ho cercato giorno e notte di essere presente per aiutarli in questa loro dura vita nei borghi. E oggi abbiamo visto che il mondo è cambiato sotto tanti aspetti, anche dalla fruizione, dall'utilizzo di questi borghi che ci sono rimasti oggi disabitati ma intonsi per quel che riguarda la loro bellezza. E quindi è importante che si svolgano eventi come quelli di oggi, perché all'amministrazione serve che gli esperti indichino qual è il punto fermo dove appoggiare una leva, perché ci vuole sempre comunque, oltre all'interesse di cuore, anche una giustificazione economica per poter spendere energie nel ricreare vitalità e conservazione di questi borghi. Quindi vi ringrazio tutti per l'evento di oggi e anche per l'apporto che spero arriverà dai nostri esperti invitati. Grazie ancora. Grazie a lei, sindaco. Questa mattina, mentre venivo qui al museo, mi sono soffermata a guardare l'affresco di Pomponio al Malteo, qui sotto nella loggia del Sansovino. L'affresco ritrae sullo sfondo le mura e il borgo di Ceneda e ho pensato che in Italia è piena di borghi, per la sua storia e la cultura millenaria è ricca di bellissimi borghi. Se percorriamo la nostra penisola da nord a sud, ci troveremo accompagnati da borghi medievali, rinascimentali e rurali, a volte abbarbicati in cima alle montagne, come ad esempio Rocca Calascio, uno dei più bei borghi d'Italia, con il suo castello che è tra i più elevati castelli d'Italia e ho avuto anche l'opportunità di visitarlo, è veramente spettacolare. La vita sociale si svolge all'interno di piccoli o grandi borghi e ogni borgo ha lasciato la sua storia, il suo stile di vita e la sua cultura. Con il tempo però molti borghi si sono spopolati e poi lasciati abbandonare.
L'idea di rivalutare e di rigenerare questi borghi è comune a molti studiosi ed è un tema di attualità. Per questo motivo l'Associazione Amici di Vittorio Veneto ha voluto dedicare un momento di riflessione su questo tema. Il valore sociale, culturale, economico e poetico della rigenerazione di borghi storici, perché pensiamo che rivalutare un borgo significhi il recupero della dimensione sociale, prima ancora che il recupero artistico, architettonico ed economico. E se l'Italia rimettesse in piedi i piccoli borghi abbandonati, sarebbe una rinascita di luoghi di civiltà, rinascimentale, medievale e rurale, rispetto all'edilizia selvaggia. Perché allora costruire orripilanti condomini, che io definisco borghi in verticale, quando abbiamo luoghi meravigliosi, non tanto periferici dalla città? Perché lasciarli abbandonare? Questa è una domanda che vogliamo porre ai nostri ospiti per aprire un dibattito, una conversazione tra esperti che con le loro esperienze e testimonianze potranno darci delle risposte. Lascio quindi la parola a Bruno Barel per condurci in questo dialogo. Buongiorno a tutti, io sono grato per l'opportunità che mi è data di condividere questo incontro. Va meglio così? Dicevo, sono grato per l'opportunità che mi è data e sono anche grato per aver potuto invitare qui degli amici che, secondo la mia esperienza, sono assolutamente autorevoli e rappresentativi della riflessione e della conoscenza di questo fenomeno. Franco Posocco è stato l'anima dell'urbanistica veneta per decenni, è riconosciuto come una delle persone di maggiore cultura in tema di territorio nell'accezione più ampia, e ancora oggi tutela la bellezza della Scuola Grande di San Rocco. Credo che sia uno dei più grandi conoscitori del territorio veneto e quindi che ci possa dare un contributo importante di riflessione ad ampio spettro. Ma vi presento brevemente agli altri amici per dirvi quale apporto abbiamo oggi alla nostra riflessione. Danilo Gerotto oggi è il direttore generale dell'urbanistica, dell'edilizia del Comune di Venezia. È l'artefice della metamorfosi urbana che sta accadendo in tutta l'area metropolitana di Venezia. Prima era in provincia di Venezia, ora nella città di Venezia. E quindi sta in qualche modo governando il processo di nuova urbanizzazione e di metamorfosi delle grandi città. Ma allo stesso tempo, per la sua capacità creativa, per il suo sguardo all'orizzonte, che lo ha sempre caratterizzato, non perde affatto il contatto col territorio e lui stesso si interroga su come questa città possa convivere con le altre dimensioni della residenza associata nel territorio e quindi riesce a mettere a confronto le novità, i nuovi scenari che avvengono nelle grandi città con il loro dialogo con il territorio aperto e con i piccoli centri. Ma non ci fermiamo qua perché abbiamo ulteriori contributi di altissimo livello, perché Massimiliano Onetti, che ringrazio, che è collegato a distanza, ha una grandissima esperienza nazionale e quindi ci porta la sua competenza. Pensate, si occupa dei borghi cooperativi d'Abruzzo, delle cooperative che fanno rivivere i borghi e quindi ha un'esperienza non soltanto culturale e urbanistica, ma direi sociologica sul rapporto fra i borghi e le comunità e anzi sul modo in cui le cooperative possono far rivivere i borghi. Un grandissimo contributo, lo ringrazio, è in linea e poi gli daremo volentieri la parola. Ma poteva mancare Livio Scattolini, coordinatore nazionale di un'associazione che si chiama I Borghi Più Belli d'Italia. Ecco, qui parliamo del fenomeno a livello italiano e associamo il borgo alla bellezza. E quindi un esponente che vede cosa sta accadendo in tutta Italia ci è molto gradito e ci può dare un contributo che nella mia prospettiva è difficile avere. Ma
Abbiamo poi Fernando Tomasello, che è veneto, padovano, ma che vive un'esperienza incredibile, perché è al vertice italiano delle 6.300 Pro Loco d'Italia e sta facendo tutti i protocolli d'intesa con tutti i ministeri del governo attuale proprio per rilanciare le Pro Loco, ma quello che fanno le Pro Loco, che è essenzialmente un fenomeno sociale diffuso di riviviscenza, di rilancio di tutte le comunità locali. Quindi abbiamo un parterre di prospettive, di esperienze, di storie personali che considero personalmente per me stesso molto prezioso. Allora, su cosa vogliamo sentire queste persone? Avrete notato che non abbiamo dato dei temi specifici, perché mi appariva riduttivo. Abbiamo offerto loro l'opportunità di portare la loro esperienza, testimonianza, riflessione critica, capacità propositiva su questo tema, invitandoli a riflettere su quelle parole che abbiamo condensato nel titolo. E concludo dicendo, il titolo è stato scelto a ragion veduta e in primo luogo ci pone una domanda. Ma che cos'è un borgo? Quando me la sono posta la domanda, credevo che fosse facile rispondere. E poi mi sono accorto che era più facile dire che cosa non è un borgo, non è un isolato, non è una frazione, non è un conglomerato casuale di case. Che cos'è un borgo? Se ci pensate, non è così facile neanche identificarlo. Anzi, forse si identifica empaticamente. Tutti hanno la percezione emotiva del borgo, intuiscono che cosa sia, ma lo possono fare più che attraverso un processo razionale, attraverso un processo emozionale, perché nella loro storia personale hanno sedimentato l'idea di borgo. Quindi, intanto siamo obbligati a ragionare sulla parola borgo, ma poi il borgo ci fa pensare a tante dimensioni, a quella sociale. Chi ospitava un borgo? Chi è che lo ha creato? Chi è che ci viveva? Che storia umana rappresenta un borgo? Che cosa si porta dietro in quei muri e in quell'ingorgo di case, scalette, ringhiere, pergolati? Oggi, ieri, oggi e per domani, che cosa rappresenta per il modo di vivere e per la qualità di vita un borgo? Quale nuova dimensione sociale può assumere nel tempo? Ancora, il valore culturale. Dietro la storia e l'essenza morfologica dei borghi ci sta un'idea di vita, di comunità e spesso c'è anche una cultura popolare che si è espressa negli oggetti, nei segni del territorio. E sul piano economico il borgo è periferia, è marginalizzazione o è una scelta alternativa di vita, un nuovo modo, può rappresentare un nuovo modo di interpretare la vita comunitaria? Abbiamo lasciato poi la dimensione finale, che non voleva essere l'ultima, poetica. Quali sentimenti evoca un borgo? Che cosa può offrire a un giovane alla ricerca di un nuovo modo di interpretare la vita? Quanto di immateriale e di empatico c'è in quel modo di interpretare i rapporti umani, i rapporti col territorio circostante, i rapporti con la storia? Ecco, suggestioni attorno a questo tema che io affido con la massima libertà ai nostri interlocutori e darei la parola subito per iniziare al nostro Franco Posocco, che gentilmente ha preparato una breve introduzione supportata, mi pare, da alcune slide. Prego, Franco. Grazie. Un saluto e un ringraziamento alla dottoressa Gottardi e all'avvocato Barel, ma un saluto al sindaco che ci ha già iniziato
ha già iniziato a introdurci nel tema mettendo in evidenza, mi è parsa una cosa molto interessante, l'aspetto nascosto dei borghi, come lui lo ha potuto cogliere durante la sua professione. Vi proporrei di fare brevemente un po' di storia e di geografia, come si faceva temporibus illis, proprio sui borghi, perché già Barel ha iniziato a porre una serie di questioni di tipo addirittura terminologico. E approfitterei della mia conoscenza, che ovviamente risale all'infanzia, di frequentazione proprio di questi borghi, che allora forse erano più vividi adesso e comunque erano proprio protagonisti della vita sociale, soprattutto in un luogo come Vittorio Veneto, Vittorio ogni tanto scrivo tra virgolette Veneto, ecco. Perché il sistema dei borghi costituisce, a mio avviso, una sorta di stratificazione sociale che parte da molto antico. Brevemente riassumerò quello che ho scritto. Il primo strato di questi borghi risale addirittura ai Paleoveneti, come ci mostra un libro importante, quello di Loredana Capuis, sapete bene, forse la studiosa più nota di queste realtà, quando si costituiscono delle stazioni di cui rimangono ancora le tracce, al Livelet, sopra tra Stevenà e Caneva, forse sul Monte Altare e così via, lungo il fiume, e là dove si sono trovati resti, alcuni sparsi, altri invece proprio costituenti già il seme di insediamenti. Era la strada dell'Ambra che scorreva lungo questa valle e che connetteva territori molto lontani. Ma quando arrivano i Romani, sapete che i Romani arrivano da Amici nel Veneto, perché i Paleoveneti erano alleati contro dei nemici che erano temibili all'epoca, i Cimbri, i Teutoni e così via. Però loro, con una scelta di tipo anche strategico, non vengono a insediarsi sui rilievi, sui monti, ma invece, intestandosi attorno alla strada Postumia, che è quella che arriva nella Valpadana, costituiscono delle colonie, Pitergium, Altinum, Concordia, eccetera, no? Che sono dei protoborghi, anche se costituiti secondo uno schema non organico ma di tipo geometrico, come facevano. E l'intersezione, l'integrazione fra questi due mondi, che all'inizio si ignorano perché i Romani interessa il mare, l'Adriatico, conquistare l'Adriatico, dato che il terreno ce l'avevano già. Ai Paleoveneti interessavano le alture, le montagne. Nel momento in cui questi due mondi si mettono in relazione è perché interessa andare al di là dei monti nell'area danubiana. Ed ecco che le penetrazioni diventano ancora più importanti di quanto non fossero precedentemente. La Claudia Augusta Altinate, di cui si discute quali rami avesse, uno addirittura da queste parti, sono l'elemento di tramite tra le centuriazioni. Noi forse abbiamo più che una centuriazio, una limitazio che comincia qua, poco sotto, e si estende verso la pianura, ma di cui restano ancora i cardini, i cardines e i decumani, la via Caldelivera, la Cal de Prade e così via, le strade che il nostro sindaco percorreva e conosce forse assai bene. E questo
comincia a essere già un secondo strato di insediamenti che si costituiscono al di sopra o integrando e modificando quelli venetici. Ma l'importanza e il ruolo del territorio nella generazione di borghi, qui è bene dire subito che la nascita dell'insediamento da noi è frammentata, mentre nei grandi imperi, ci insegna la storia, ma anche presso Roma nasce come unica grande capitale, così come i grandi imperi avevano una grande capitale. Qui invece la nascita di questo sistema tribale, i paleoveneti non sono una struttura unitaria, sono un sistema tribale, cioè diviso, generano proprio i borghi. E allora, in questo momento, nell'arrivo dei barbari con la decadenza di Roma, questi si costituiscono a generare un terzo livello sovrapposto di borgate. E queste ce le vediamo addirittura con i toponimi. Quante fare abbiamo? Fara è un nome longobardo. Le Vizze. Potrei naturalmente continuare a descrivere questa struttura addirittura di clan familiare, così erano organizzati i Longobardi, che avevano un ducato che era però semplicemente il luogo di incontro di queste famiglie, tanto è vero che il nome Cortina, ce n'è una famosa qui vicina, le Curtes erano il luogo in cui si raccontano le storie di Re Artù, ci si riunivano sotto una quercia per trovarsi alla domenica a discutere delle cose comuni, perché tutti gli altri giorni dell'anno o si ignoravano oppure si combattevano tra di loro. Ancora quindi un altro strato che si trova in giro a Marennes, a Fais, appunto Vizza è un nome proprio di quelle zone. Quindi questi immigrati si integrano via via costituendo queste strutture che erano di controllo territoriale. La Visilia, ne abbiamo una famosa qui vicino, San Giacomo, è proprio il punto nel quale l'aspetto insediativo e quello strategico militare si integrano tra di loro. Questi sono anche dei grandi militari. Nel feudalesimo poi abbiamo ancora uno strato che è quello che deriva dall'incastellamento. L'incastellamento è il fenomeno centrale del periodo feudale. Si costruiscono castelli e torri. Se guardate questi dipinti del Demin, vedete che i castelli si sprecano all'interno addirittura su San Paolo ne abbiamo 4, un numero incredibile. Quello di San Martino, i Palasi, quello in cima e San Rocco, per dire ma Serravalle non è da meno e così via, tutti naturalmente in vista tra di loro. È con uno strato che poi diventa generatore, non sempre, ma è generatore di insediamenti, tanto è vero che spesso una torre diventa il centro. Quella di San Giacomo, che è stata addirittura restaurata in modo molto interessante secondo me, ma si sa che di quella di Formeniga ed altre ancora, che sono le torri, che l'ultimo residuo di questo incastellamento che la Repubblica di Venezia, quando ha messo le mani sopra questo territorio, si è affrettata in gran parte a distruggere, perché potevano essere il possibile rifugio di nemici che non era il caso di permettersi. Quindi vedete la complessità della nascita di questi borghi, contrade, eccetera, che si distribuiscono nella zona dal periodo caminese al periodo veneto. Nel periodo veneto nasce un fenomeno singolare. È il periodo della Pax Veneta, finalmente, dicono alcuni, dopo un lungo periodo di guerre. Però lo Stato veneto che è uno Stato oligarchico,
secondo alcuni protodemocratico, certamente oligarchico, nelle diverse aree porta un binomio che è la rappresentanza del potere, la Chiesa e la Villa Veneta. Insieme sono la presenza del potere nella zona. Ne abbiamo un esempio stupendo proprio da noi. A San Giacomo, nel bivio delle strade, punto assolutamente centrale per andare in Friuli o per andare, diciamo, verso la Valpadana, Venezia, eccetera, abbiamo la chiesa, ma a lato abbiamo la villa Calbo Crota, che adesso è il monastero dei Cistercensi, uno stupendo edificio di carattere post-palladiano che ritroviamo in tanti altri posti, in piccolo anche a Fregona, c'è la villa e la parrocchiale, ma naturalmente in moltissime altre zone del Veneto. Ecco che questo costituisce un successivo associazione di borghi, e per borghi intendo quelli dell'area vittoriese, che quindi è insieme cenedese e seravallese, e quindi non solo quella comunale che nasce dalla fusione dei due comuni, però molto tarda rispetto a questo fenomeno, ma quella che comprende anche molti borghi che, pur appartenendo ad altri comuni, fanno parte del sistema. Castello di Rovanzuolo, per dire, piuttosto che Anzano o Revine o da altri ancora, per non dire tutto l'allineamento che va da Sonego fino a Montanere, eccetera, sono costitutivi di questa rete che si è andata formando, il Pinidello, eccetera. E a questo punto, alla fine dell'epoca veneta, con la rivoluzione industriale, quella che era già una zona di industria abbastanza fitta, però limitata al Serravallese, famoso per la lavorazione del ferro, la fabbrica di lame, di spade, di armature, eccetera, diventa invece la sede di un insediamento di forse quello che è l'ultimo o almeno il penultimo strato di borghi che si insediano lungo questa asta fluviale, che diventa, dalla zona metallurgica di cartiere, di segherie e di Serravallese, poi la zona dell'agroindustria, delle filande, del baco da seta, dei tessuti, che riguarda la zona cenedese. Quindi la complessità di questo fenomeno arriva anche a, non so se vedete questa immagine, questa qui è un'immagine molto interessante a mio avviso. È la carta tecnica regionale, che è il fondo in grigio, sulla quale sono state dipinte di nero tutte le case che sono state trovate nel catasto napoleonico e nel catasto austriaco, quindi fino più o meno al 1866, che è la data di fusione delle due città, insomma al 70, catasto italiano inizia nel 70. Vedete che Serravalle è molto compatta, è una città vera e propria, murata, mentre Ceneda è tutta slabbrata e disseminata. La parte di Piazza Gallina è divisa dalla zona del Duomo, Salsa è a sua volta separata, per non parlare di Meschio, che è un borgo per conto suo al passaggio del fiume di Pontavai, e Costa, che è posta in mezzo una grande campagna, tanto è vero che la zona del centro in quell'epoca era assolutamente priva di edificazione. Quindi questo è un momento di il 66, o meglio il 70 col catasto italiano, di registrazione con il catasto terreni separato dal catasto fabbricati, di tutte le presenze di borgate, e i bravi tecnici agronomi di quel periodo fanno il punto di questa, vedete in piccolo è la zona delle centuriazioni, non vale la pena parlarne, ma è invece importante vedere questa
non riesco a tornare indietro. Sì, ecco, questa qua è l'elenco delle borgate censite nel 1870. Sono 27 nel comune e il numero sorprenderà tutti quanti, credo, è il numero più alto di tutta la provincia di Treviso. Treviso città ne ha solo 6 e quindi trovate insieme Borghel, Botteon, Carpesica, Ceneda, Costa, Fadalto, eccetera, Olarigo separata da Serravalle per conto suo, e addirittura si è parlato di borghi abbandonati. Ce n'è uno davvero abbandonato, le Caloneghe, per molti non dirà niente magari, che è sopra un dirupo, è assolutamente conservato nella sua poesia, direbbe Barel, di borgo abbandonato, come sono quelli che si ritrovano facilmente in Italia meridionale, 27, ecco, che tra l'altro non conclude neanche la disseminazione per borghi, perché guardando alla Ceneda che io percorrevo da ragazzo, e lì ci sono i cortivi addirittura, Frassinelli, Pol del Mengo, Zambon, Peris, Vendran, della Rabosa, delle Moneghe, eccetera, eccetera. E dei Posocon, se mi permettete, ecco, dovuto, ecco. Dove si andava a giocare la righea, per dire che c'era un aspetto proprio, spero ancora, mi pare di sì. Ecco, altri sudiruppi sono ormai abbandonati, irriconoscibili, Valcalda, Pradal, Confin, eccetera. Io credo che questo sia la rete, con le reti minori, di costituzione di un insediamento che è sempre stato un insediamento fortemente articolato e che va riconosciuto per questa sua articolazione, perché l'articolazione è differenza, ma è riconoscibilità di queste zone specifiche, che si riflette perfino nel dizionario vittoriese. Mi ricordo che mio padre, che lavorava col professor Zanette per fare il vocabolario del dialetto vittoriese, sosteneva, naturalmente trovando degli oppositori, che mia madre era di Serravalle, già questa era una cosa singolare, mio padre del Cenedese, ma sosteneva che quelli di San Giacomo, che considerava di periferia, parlavano diversamente da quelli di Fadalto, perché gli uni già avevano una toponomastica e un linguaggio di tipo semi-bellunese e gli altri invece lo avevano. Ecco. Allora, a questo punto, e concludo, questa geografia ci consente di leggere e riconoscere dalla storia e dall'assetto del territorio qual è la ricchezza di formazioni e di considerazioni che vengono, e questo per prenderlo come esempio per tutti gli altri borghi, belli e meno belli d'Italia, qui e altrove. Andare in Abruzzo, per esempio, se ne trovano di assolutamente strepitosi. Mi è capitato di andarci in vacanza e di trovare una ricchezza di formazioni che non erano solo urbanistiche, ma erano anche gastronomiche, per dire, erano anche sociali e così via, estremamente. Vi mostro di corsa questo lavoro fatto nel 1870 da ufficiali, erano dell'Istituto Geografico Militare di Firenze, che hanno messo insieme i catasti precedenti, quindi napoleonico ed austriaco, e messo, ecco, vedete Olarigo, vedete San Giacomo con la villa, vedete tutta l'articolazione di Ceneda divisa appunto in zone separate, perché in mezzo c'era la campagna, tra la Rabosa e le altre zone degli altri cortivi. E naturalmente poi io spero anche di magari pubblicare da qualche parte queste cose, perché sono gli Atlanti che ha fatto la regione in quel periodo, insieme con
le università di Padova e di Venezia e di Verona, e che hanno costituito un fondamento per il riconoscimento del patrimonio antico che noi possediamo. E questo lo consegniamo, io spero anche attraverso le scuole, diremo all'Antonella di Uliana di fare in modo che circoli questo materiale che è conoscitivo delle nostre realtà, le direi fra virgolette antropologiche, perché tali lo sono, in maniera che siano consapevoli che noi veniamo da lontano e speriamo di andare dall'altra parte ancora il più lontano possibile. Grazie. Devo dire che per me Franco Posocco è un'enciclopedia vivente, perché ogni volta mi accompagna in questi viaggi affascinanti, documentatissimi, e mi aiuta a leggere quello che mi pare di conoscere ma che in realtà non conosco in profondità. Mi mostra quanto si può andare oltre nella ricerca storica e scientifica e anche nella riflessione critica. Ma Franco Posocco ci ha calati soprattutto nella realtà in cui viviamo. Ma noi siamo persone aperte, siamo persone interessate a capire anche quello che si vede con occhi diversi dal di fuori e da quello che accade nel nostro paese. Franco Posocco ha evocato l'Abruzzo e quindi sono particolarmente contento che sia con noi Massimiliano Monetti delle Confcooperative d'Abruzzo, che è componente del gruppo di lavoro Abitare il Sud, perché la nostra riflessione è una riflessione per il Paese e non per noi stessi. Lo ringrazio molto di essere con noi, seppure a distanza. Ci dispiace che non possa condividere quest'angolo del nostro territorio, ma sarà il benvenuto se ci onorerà in futuro di una visita. Grazie e la parola a lei, signor Monetti. Io ringrazio e ora a questo punto prendo questo impegno formale a venirvi a trovare, perché ho saltato questo appuntamento ma non accadrà prossimamente. Allora, grazie, perché quando si parla di questi temi è cosa tutt'altro che banale, vuol dire che c'è una sensibilità e c'è un'attenzione per questi temi che in realtà oggi si sono un po' diffusi, specie nell'ambito di noi architetti. Anche molti archistar hanno iniziato a guardare a questi ambiti di territorio con un'attenzione diversa. Anch'io sono un architetto, però mi occupo appunto del sistema del mondo della cooperazione. E perché gli architetti si stanno interessando di questi ambiti territoriali? Perché nell'analisi che mi sono fatto io, ovviamente il territorio non è tutto uguale, come è giusto che sia. Ci sono ambiti territoriali più performanti, quindi che vanno a una velocità compatibile con quella della contemporaneità, e ci sono ambiti che vanno invece a un'altra velocità. Questo lo possiamo chiamare periferie, le possiamo chiamare aree interne, lo possiamo chiamare sud, insomma sono tutti quegli ambiti territoriali che non hanno la stessa intensità e la stessa energia, il che non significa che non facciano parte di un mondo, del mondo. Allora, ve la racconto molto velocemente. Io arrivo al mondo della cooperazione da architetto e divento presidente del sistema cooperativo in Abruzzo. L'Abruzzo è una regione molto piccola, molto a bassa intensità, se vogliamo metterla così, costituita prevalentemente da aree interne, da borghi, da parchi nazionali, da sistemi decisamente fuori dalle traiettorie performanti della contemporaneità. E su questo ho provato a costruire un modello che fondamentalmente parlasse di economia, quindi di impresa. Perché? Perché noi l'abbiamo capito con il terremoto dell'Aquila. Il terremoto dell'Aquila ha zerato tutto un sistema, tutto un pezzo di territorio è venuto meno.
Gli investimenti che si stanno facendo da anni sono nella ricostruzione fisica di quei luoghi. Occorre alla ricostruzione fisica affiancare una ricostruzione economica, ma questa cosa non può essere indotta dall'esterno, cioè non c'è nessuno che può venire a finanziare gli abitanti per fare in modo che gli abitanti rimangano lì a vivere e che sviluppino economia. Questa è un'azione che deve partire necessariamente dal basso. E per questo l'idea è stata quella di dare corpo al tema della cooperazione di comunità. Le cooperative di comunità sono fondamentalmente, in quanto cooperative, imprese, ma sono imprese compartecipate dagli abitanti, cioè sono gli abitanti che, mettendosi insieme, costituiscono l'impresa di quel territorio. E questa azione si porta dietro tanti ragionamenti, tante cose. Prima di tutto che le soluzioni non arrivano da fuori. Le soluzioni sono contenute nei luoghi. Perché? Perché le ricchezze sono nei luoghi. E quei luoghi richiedono un soggetto imprenditoriale. Dove non arriva lo Stato e dove non arriva il mercato non ci arriva perché non è interessato, perché non ha le giuste condizioni. Lo Stato non ci arriva non per cattiveria, perché non ci sono più le condizioni per cui lo Stato possa occuparsi di tutta una serie di azioni, e anche perché lo Stato non può fare quel pezzo di azione imprenditoriale. Ecco, a quel punto, dove non arriva lo Stato, dove non arriva il mercato, chi è che mette in moto quelle energie? Chi abita i luoghi, quei luoghi. E questa azione è un'azione culturale, fondamentalmente, ed è un'azione che parte da un primo presupposto: riconoscere che i luoghi sono ricchi di opportunità e di ricchezza, appunto. Un bosco, un piatto tipico, la terra, gli immobili, i fabbricati sono generativi di valore. Devono essere riconosciuti come tali, cioè se io faccio un dolce tipico, quel dolce tipico o un formaggio piuttosto che un bosco sono beni che, se messi a valore, possono trovare una soluzione nel mercato. Il problema qual è? Che noi abbiamo grandissime ricchezze, ovunque abbiamo grandissime ricchezze. Il problema è metterle in azione. Ecco che la cooperazione, o meglio l'impresa comunitaria, è un passo per arrivare a queste azioni. Un altro passo fondamentale è ricostituire una comunità. Perché qui la pandemia ce lo sta insegnando sempre di più. Intanto sono implosi i centri, cioè gli ambiti urbani ad alta densità sono diventati più un problema che una risorsa. Quindi si è ribaltato di fatto il paradigma. Poi c'è un altro aspetto, il fattore comunitario. Nessuno più se la può cavare da solo. In questo mondo non ce la possiamo giocare più da soli la partita. Quindi il problema è come mettere insieme le risorse, le ricchezze, le persone e portarle a un grado di maturazione successivo per poter attivare queste risorse. Che detto così, teoricamente funziona, ma poi mettere insieme le persone è un gran problema, perché se nelle riunioni di condominio ci smena per il colore della facciata del fabbricato, figuriamoci farci l'impresa insieme con le altre persone. Però qui subentra un altro aspetto, che io chiamo la disperazione, ma forse non è neppure corretto chiamarla così. Dove abbiamo bisogno di soluzioni, lì abbiamo trovato un terreno decisamente più fertile. Le persone da sempre in luoghi remoti si sono organizzate e hanno provato a risolvere i problemi insieme. Questo è un fatto storico, è un fatto culturale, è un fatto che oggi è sempre più messo in crisi, ma è sempre più in realtà un fattore che fa la differenza. Allora la cooperativa di comunità, e su questo con l'UMPLI, che poi ne parlerà sicuramente Fernando, abbiamo provato a fare un ragionamento, perché tutti quei sistemi che già costruiscono comunità sono preziosissimi per poter innescare questo processo di economia dal basso, economia a bassa intensità.
ma economie che sono fondamentali in questi luoghi. E allora ho iniziato in Abruzzo a mettere insieme e a parlare di queste cose, e vi dico molto francamente, non mi aspettavo una tale risposta, perché ho iniziato a intercettare questi bisogni. E se nel 2018 Confcooperative ha finanziato con un bando nazionale il tema delle cooperative di comunità, quindi come nelle aree a bassa intensità le comunità potessero diventare un'impresa, e nel 2018 su 33 realtà a livello nazionale 11 erano in Abruzzo, perché avevo evidentemente seminato in quella direzione. Oggi, nel 2020, abbiamo fatto un secondo bando come Confcooperative Nazionale, e oggi siamo arrivati a un centinaio di realtà a livello italiano, di cooperazione di comunità, e in Abruzzo ce ne sono 33, quindi circa un terzo. E in Abruzzo cosa abbiamo provato a fare? Un altro pezzo di ragionamento. Nessun borgo da solo in un mercato globale riesce a farcela, così come un abitante da solo non ce la può fare. Allora abbiamo costruito un sistema che appunto si chiama la rete dei borghi cooperativi d'Abruzzo, Borghi In, che mette in relazione queste piccole realtà e ne fa diventare un sistema. Perché questo sistema si può scambiare turismo, perché se Rocca Calascio, che prima è stata citata con piacere, è un attrattore culturale decisamente interessante a livello italiano, e se a Calascio ci abitano 122 persone, 32 sono in cooperativa di comunità e 11 ragazzi hanno trovato un posto di lavoro, noi abbiamo costituito la Fiat di Calascio. Di fatto noi riusciamo a dare una risposta con posti di lavoro, con attivazioni di economie che partono proprio da quei valori lì e da quelle ricchezze. Quindi la rete si scambia turismo, si scambia prodotti, si scambia servizi e diventa di fatto un'infrastruttura di un territorio che lavora insieme, in sinergia. Poi parlando dei temi urbanistici, stiamo provando a costruire anche una gerarchia tra i poli ad alta intensità, le città medie e i borghi, per costruire un sistema territoriale diffuso per cui si abita un territorio in un modo non più equilibrato e più diffuso. Vi vorrei raccontare anche brevemente di questi 33 borghi e di queste 33 cooperative di comunità, che oggi diventano 34 perché se ne sta costituendo un'altra, e su che cosa chiediamo di impegnare queste comunità. Fondamentalmente noi abbiamo tre pilastri fondamentali. Uno è la carta, chiedo scusa, i goal della sostenibilità che oggi l'ASVIS raccoglie in Italia, per cui queste imprese si impegnano in ambiti di sostenibilità, perché la sostenibilità è un fattore imprenditoriale decisivo e quindi sui goal dell'Agenda 2030 noi abbiamo costruito di fatto le azioni imprenditoriali di queste imprese. La seconda linea d'azione che chiediamo a tutti quanti, o meglio il secondo valore che chiediamo a tutti, e tutti l'hanno recepito nei loro statuti, è la Convenzione di Faro, per cui i patrimoni sono di proprietà di chi abita quei luoghi. Quindi per farne comunità e per fare valori che vengono tramandati alle comunità future, occorre riconoscere quei patrimoni e metterli a valore. Quindi il paesaggio è un fattore che oggi, o la cultura, o i beni, o i prodotti, o qualunque cosa, oggi è un bene che va mantenuto, non imbalsamato, va messo a valore facendo impresa. Quindi il paesaggio è un bene
da tramandare, perché è quel bene su cui noi costruiamo un'economia. Ed è quel pezzo di azione che ci distingue sui mercati internazionali. Perché una bottiglia di vino italiano oggi ha più presa di una bottiglia di vino australiano, che tecnicamente è anche più corretto e anche più interessante? Perché noi ci mettiamo dietro un altro pezzo di azione, la cultura. Il fattore culturale oggi sui mercati è decisivo e sui mercati oggi entrano due fattori, il fattore territorio e il fattore umano. Quindi l'individuo, le comunità, la narrazione dei luoghi oggi entrano pesantemente in tutti i prodotti. E il mercato questo lo premia, tant'è che le multinazionali oggi provano ad avere un atterraggio del fattore umano e del fattore territoriale. Ecco che l'Italia ha questa ricchezza. E dove ce l'ha questa ricchezza? Non nei centri urbani, ce le ha nelle aree cosiddette marginali. E quelle marginalità oggi diventano nuove centralità. È lì la ricchezza che va messa a valore. Chiudo dicendo che il terzo pilastro su cui noi chiediamo a tutte le cooperative di comunità di essere testimoni è la Carta dell'Habitat di Confcooperative, scritta dal professor Giancarlo Consonni, architetto e poeta, per cui abitare i luoghi è un atto consapevole. Io scelgo dove vivo, non perché sono nato lì. Oggi è finita la generazione per cui nasco qui e quindi quel luogo mi appartiene. Abitare i luoghi è una scelta consapevole e anche se nasco lì è una scelta che io rinnovo. Tante persone rimangono dove sono nate e devono riadottare il luogo dove sono nate. Quindi queste azioni ci portano in buona sostanza ad aver messo in moto un sistema, è un'infrastruttura intangibile che oggi è fondamentale riattivare. E così come vi ho detto nel terremoto dell'Aquila, non è sufficiente ricostruire i luoghi fisici, occorre ricostruire le comunità e le economie che vivono quei luoghi. Faccio sempre l'esempio del computer, dove puoi avere un computer meraviglioso, se non ci metti dentro il software che fa girare quel computer, di fatto è un bell'oggetto, ma è un... Però chiudo veramente dicendo, attenzione, la bellezza è un fattore decisivo e la bellezza, come vi ho detto prima, entra nel fattore prodotto ed è quello che oggi il mercato cerca. Quindi riconoscere la bellezza come un fattore, riconoscere la poesia, la narrazione, le tradizioni e i beni come fattori, occorre che chi abita quei luoghi diventi l'interprete di una nuova economia. È un'economia che, vi dico, funziona, specie perché in questo momento storico diciamo, la sensibilità è cresciuta sotto questo punto di vista, quindi quello che stiamo sperimentando in Abruzzo, in realtà io tra un mese ho già la delega nazionale sul tema della cooperazione di comunità. Oggi noi come Confcooperative stiamo strutturando un'azione appunto strutturale a livello nazionale e stiamo in quell'ambito. Lo vorremmo fare insieme ad altre organizzazioni. Con UNPLI abbiamo già attivato un bel percorso, ci stiamo muovendo anche in altri ambiti con altre organizzazioni e sistemi che hanno questo modo di interpretare l'economia del futuro. Grazie a voi per l'invito. Signor Massimiliano Monetti, noi siamo lietissimi, non lieti, lietissimi che lei abbia accettato il nostro invito. Devo ringraziare il comune amico Fernando Tomasello che ci ha consentito di conoscerla, di incontrarla, e la sua passione traspare da ogni parola, ma soprattutto la lucidità della sua analisi ha allargato il ragionamento a tutti i profili sociali, economici, e quindi una visione strategica rivolta al futuro, e ce l'ha data con riferimento al nostro Paese, per dire che in qualche modo la riflessione deve essere di sistema, anche se poi va calata nella specificità delle realtà locali,
ma è un volto del nostro paese quello che lei disegna, immagina e per il quale sta lavorando. Per cui tutta la nostra ammirazione per il lavoro che fate e grazie molte per il suo intervento. Speriamo anche che ci saranno ulteriori occasioni di incontro. Naturalmente penso che, mi permetto di interpretare il pensiero degli amministratori, che se lei verrà a Vittorio Veneto sarà molto gradito. Grazie e non rubo tempo al prossimo relatore, che è l'architetto Danilo Gerotto, che in qualche modo ha già avuto una provocazione dal ragionamento fatto poco fa, perché il rapporto fra i borghi e la metamorfosi delle grandi città è stato già accennato. In realtà in tutto il mondo la gente sta gravitando verso le città. È un fenomeno di inurbamento che è mondiale, perché ci sono i servizi per la qualità di vita, per le relazioni umane, per il trasferimento della cultura che avviene nelle grandi città e l'elaborazione culturale che spesso è sollecitata dalla interazione, specie fra i giovani. E questo apre una riflessione e anche una preoccupazione, vale a dire, sarà un ulteriore fattore di emarginazione delle periferie? Ci sarà il luogo della ricchezza e il luogo della miseria? Ci sarà il luogo dei privilegiati, il luogo degli esclusi? Oppure è possibile reinterpretare una storia come la nostra, nella quale abbiamo sempre saputo far convivere la dimensione della città con la dimensione dei piccoli centri? In altre parole, visto da ciò che sta accadendo in una metropoli mondiale come Venezia, il destino di questi borghi è di essere il luogo privilegiato per poche persone di palato raffinato che si sposteranno grazie alle facilità di relazione, oppure saranno in qualche modo anche un elemento di dialogo e di bilanciamento con la fatica della vita nella dimensione metropolitana? Prego. Grazie, sempre domande facili fa il professor Borrell. Grazie per l'invito ed vi condivido una breve riflessione insomma, che ho ascoltando i precedenti e con un colloquio che ho fatto con il professor Borrell nei giorni scorsi. È chiaro che il mio punto di vista è un punto di vista di una persona che si occupa di attuare politiche di sviluppo. Dunque io lavoro da 30 anni con le pubbliche amministrazioni, mi occupo appunto di attuazione, di definizione e di attuazione di politiche di sviluppo e quindi sono costretto per forza a lavorare con una dimensione temporale che è il futuro più che il passato. È una condizione che ovviamente è complicata e forse anche meno affascinante rispetto alla parte storica, cioè nel senso che sentire parlare l'architetto Prosocco della storia è una cosa che ti appaga molto rispetto a questo, perché la sua narrazione è straordinaria rispetto a questo. La storia non è di per sé, cioè, voglio dire, è importante perché grazie a persone come Prosocco se nel Veneto abbiamo una cultura della tutela dei centri storici che non è nata ieri, è nata ormai 40 anni fa, dove precursori di una idea di sviluppo diversa della città e dunque da questo punto di vista la storia è fondamentale ed è fondamentale, se mi permettete anche in questo luogo, in termini che poi è quello che concludo questo breve mio intervento, in termini di condivisione di una complessità del sistema urbano che è fondamentale per la vita delle persone. Papa Francesco nella Laudato Si lo dice chiaramente: non potete vivere solo in un quartiere, non potete vivere solo in una parte della città, deve essere l'intera struttura urbana che è sentita dagli abitanti come propria, ed è proprio questa tutela che diceva Franco Prosocco prima,
uno degli elementi fondamentali per ricostruire un processo di sviluppo che sia eticamente sostenibile. Su questa cosa qua però dobbiamo anche devo essere, come posso dire, realistico, cioè nel senso che non è attraverso sogni che si fanno sviluppo, che si fa sviluppo. Oggi abbiamo problemi, cioè siamo tutti d'accordo a dire ripopoliamo i borghi, ripopoliamo le periferie, ripopoliamo le isole della laguna rispetto a questo, ma abbiamo una situazione che è questa, è che non facciamo più bambini, prima roba. L'aspetto demografico nelle politiche di sviluppo è fondamentale, io non entro in questa cosa qua adesso, ma continuare a dire che le città nel sistema complesso che poi analizzerò, devono densificarsi, dobbiamo ripopolare certe aree in condizioni in cui siamo sempre di meno e sempre più vecchi, è già una cosa, voglio dire, non da poco. Questo non vuol dire che si può fare, cioè che non si può fare, ma è una condizione di cui dobbiamo tenere atto. L'altra cosa che anticipava Bruno è che la previsione di sviluppo dei prossimi anni fatta dall'ONU dice che nel 2050 più del 70% della popolazione vivrà nelle città, nelle grandi metropoli. Questa è una tendenza che è completamente avvalorata dalla comunità europea. La comunità europea dice lo sviluppo mondiale, lo sviluppo dei nostri paesi europei, avviene all'interno delle città. Le città sono punti di grandissima intensità di relazione tra persone e in quei posti vengono elaborati viene elaborato, concepito e attuato il futuro. Anche se ci sono problemi, le città sono quelle che inquinano di più, sono quelle che hanno dei problemi di emarginazione molto forti rispetto a questo. Ci sono solitudine, ci sono persone che muoiono e nessuno se ne accorge che sono morti, andiamo a prenderli dopo 2 mesi, 3 mesi. Okay? Dunque, non è che la città sia la soluzione del problema, ma non è neanche la soluzione del problema ritornare a vivere in un borgo, ok, che magari da solo, insomma, non è che mi dà una condizione di vita moderna. Allora, anche per esempio in questo tempo, insomma l'anno scorso è partito il bando, adesso non so a che punto è, di analizzare una politica, ne scelgo qualcuna per intavolare un dibattito, ma il MIBACT, il Ministero della Cultura, finanzia per rigenerare i borghi la cultura attraverso il festival. Attraverso i festival culturali, pensando che l'evento culturale possa essere un attrattore rispetto a questo. Anche questo è vero, siamo tutti d'accordo, ma farlo è un'altra cosa. Cioè, il Leggio ha potuto fare quella cosa là perché è partito tanti anni fa, perché aveva una persona illuminata, che era il sacerdote, il prete, con una cultura immensa e con una capacità di relazioni importanti. Come diceva prima Moretti, si parte dal basso, ormai tutti abbiamo capito che politiche top down che arrivano dall'altro, cioè non è che io faccio una delibera col sindaco, facciamo una delibera e a lei abbiamo lo sviluppo. Sappiamo bene che questi fenomeni partono dal basso, come diceva Moretti, cioè siamo tutti d'accordo, ma non è facile innescarle, ci vogliono persone giuste, ci vogliono persone che hanno la capacità di fare questa cosa. Ci sono quelli che io chiamo i creativi e che per Bruno vengono chiamati i matti, ok? Dobbiamo mettersi d'accordo su questo tipo di persone, come accettare che le pubbliche amministrazioni accettano questo tipo di lavoro, di sostegno più che di autorità
di comando. L'altra narrazione che a me dà molto fastidio all'interno delle politiche di sviluppo delle parti periferiche o dei borghi, dopo le chiamiamo, è questa idea che è contenuta anche nelle politiche del governo, nelle leggi, nello stesso MIMBACT. Ogni volta che c'è una legge di sviluppo fa riferimento alla sperimentazione, e dunque l'incertezza, il forse regola, forse accadrà qualcosa. Però facendo modelli virtuosi, inclusivi, per sensibilizzare i cittadini alla partecipazione attiva della vita della comunità. La comunità come fosse un sistema di relazioni perfetto, ok, che è in grado di, non si sa per quale motivo, generare uno sviluppo armonioso, un ritorno all'Eden che non ci sarà. Io vi leggo, ho portato via questo piccolo pamphlet che è sono due persone che amo molto, insomma, di un colloquio che hanno fatto tempo fa e che hanno tradotto in questo piccolo libricino. Uno è Franco Arminio, che è un poeta e paesologo, e da qua ci sarebbe moltissimo da capire la lezione di Franco, e l'altro è Giovanni Lindo Ferretti, che è un cantante importante, poeta, che si è ritirato a vivere dove era nato, nel borgo negli Appennini. Loro parlano dell'esperienza degli Appennini, la chiamano l'Italia profonda. E in termini di comunità, Lindo dice questa cosa qua: si è sempre e comunque in pochi, e c'è un valore già in questo. Puoi dare un po' d'acqua? E c'è un valore già in questo, bisogna scoprirlo. Prima di tornarmene a casa, la mia idea di comunità era persone che pensano gli stessi pensieri, hanno gli stessi gusti, più o meno la stessa età. La comunità naturale è l'esatto opposto. Si vive con gente che non si è scelto, ma che ha permesso e determina la nostra esistenza, legittimità e prima esperienza. Ci si conosce, confronta e scontra. Bisogna imparare ad apprezzare i pregi anche quando sono pochi, a lasciar perdere i difetti anche quando sono molti. Ci si concentra sulle cose fatte e da fare. Sembra uno sforzo titanico, finché non succede. Una mattina ti svegli e scopri che sei nell'unico posto dove vorresti essere, e le persone che ti stanno intorno sono le persone giuste per te. Allora, com'è che possiamo favorire politiche nelle quali le persone sentono di ritornare ad abitare il borgo e sono convinte che questo è il posto giusto per loro? Questo, secondo me, è il problema più grande. Io chiudo con la mia proposta, nel senso che sono abituato a fare questo per lavoro, e vi dico, io ho maturato un'idea, cioè nel senso che oggi in molte città, e non parlo di Venezia solo, ma parlo di Parigi per esempio, sta lavorando a una teoria di sviluppo che è quella di Carlos Moreno della città in 15 minuti. Carlos dice, noi abbiamo accettato di vivere in metropoli che ci fanno perdere una miniera di tempo, tantissimo tempo della nostra vita è utilizzato per spostarsi, ok, e che non serve assolutamente a niente. Io propongo di pensare a una città, pensare a dei quartieri, pensare a dei borghi dove in 15 minuti io ho tutto quello che mi serve. Non è un problema di, come posso dire, squisitamente tecnico, è anche un problema di etica, è un problema politico. La politica è la cosa più importante che abbiamo per far capire queste cose qua. Allora,
è un problema di scelta di vita rispetto a questo. È chiaro che in un territorio come questo di Vittorio Veneto, che conosco bene per frequentazione da buon iesolano, insomma, è il nostro insomma, territorio che chiamiamo molto. Cioè, Vittorio Veneto non è l'Appennino, non è questa borghi disseminati poeticamente su vengo ieri dagli Appennini, dove la densità di occupazione delle persone è veramente bassa, è veramente. Io immagino Vittorio Veneto, mentre voi litigate tra i cenedesi, quelli di Serravalle, io lo vedo come una cosa unica. Per me non c'è questo Veneto nella mia narrazione, questo Vittorio Veneto nella mia narrazione, non esiste. E forse questa è la soluzione che ha Vittorio Veneto di pensare a questa struttura in mezzo a dove si trova. Ha una struttura per me metropolitana della Pedemontana Veneta, del Veneto, che è una città stessa metropolitana, che ha dei valori, delle cose che prima diceva Posocco, che le altre non hanno. Se voi prendete, io faccio fare agli studenti loro sono bravi, un esercizio, io dico andate a vedere in Google e misurate quanto è grande Los Angeles o San Francisco, ok? Misurate da dove parte e dove finisce. È la stessa misura che c'è tra Vicenza e Treviso. Capite che se voi andate a vedere la dimensione di Roma, tutto il Veneto ha quasi 5 milioni di abitanti, solo il comune di Roma ne hanno più di 3 milioni. Allora, è nella nostra testa di cenedese contro quello di Serravalle, di Jesolo di spiaggia, Jesolo di paese, cioè voglio dire della nostra cultura, insomma, dei borghi, che nasce questo. Ma se proviamo a immaginare questo invece in maniera diversa, in termini di cooperazione con gli altri comuni, in termini di cooperazione di area vasta delle politiche e soprattutto in termini di servizi di dotazione. Vi ricordo che nel piano, ricordo più alla politica, ma ricordo a tutti voi, che nel piano di resilienza e di rilancio del Paese viene promossa la missione 6, uno dei progetti che sono fondamentali per lo sviluppo dei prossimi anni, che è proprio questo, che è quello, per esempio, della medicina di prossimità. Medicina di prossimità che non vuol dire mettere l'abbiamo capito adesso dopo 1 anno e mezzo, non vuol dire mettere l'ambulatorio del medico nel borgo qua in questo borgo piuttosto che un altro. Vuol dire occuparsi di politiche di salute integrate tra medicina e sociale, okay, che mi permettano di fare star bene le persone, mi permettono di curare gli anziani a casa, mi permettono di avere delle soluzioni alla mia vita che siano adeguate. In un mondo in cui l'abitare non significa niente, oggi i modi di abitare sono 10, 15, 20, potrei parlarvi di 2 ore sul concetto di abitare oggi. Corrado Poli dice, che è un geografo importante, su un suo libro ha calcolato quanto tempo dedichiamo al lavoro nella nostra vita contemporanea oggi. Ha misurato e, tirando via le ore di sonno e accettando la vita media che oggi abbiamo, rispetto a 100 anni fa noi lavoriamo forse il 30% del nostro tempo lavoro. Tutto il resto del nostro tempo cosa facciamo?
Si aprono mondi completamente diversi dall'abitare sull'Oasir, sulla parte del tempo libero. Si aprono mondi diversi se sono più vecchio nei servizi di un certo tipo, nel mangiare, nel bere, e dunque la gastronomia e tutto questo. Allora, l'idea che mi sono fatto io è proprio questa, insomma, smetterla di pensare il borgo come un elemento a sé stante di ricordo di quando io ero bambino e che andavo nel borgo e che vivevo nel borgo ed era tutto meraviglioso. Ok? Tutti noi, se pensiamo all'infanzia, era meraviglioso. È difficile che in una sala come questa, non so chi ci accosta, uno che ha una certa età dica che la sua infanzia era peggiore di adesso. Se facciamo però un esame più razionale di questa cosa qua, invece scopriamo che non è così. Dunque, quello che io non ho soluzioni, non esistono secondo me soluzioni in dinamiche complesse rispetto a questo, però ho chiaro, come in letteratura è molto chiaro, che non possiamo, il mondo di oggi ha una complessità molto più grande della complessità che aveva 20 anni fa, delle complessità che aveva 100 anni fa, e per la legge della complessità di Prigogine, per controllare un sistema complesso dobbiamo avere un altro sistema, e dunque anche politiche, in grado di avere un grado di complessità n+1 rispetto alla complessità. Cioè dobbiamo mettere in piedi politiche non di quartiere, ma politiche di area vasta, politiche che ci fanno capire dove siamo rispetto a questo. E se la mia città, la mia area diventa un'occasione per darmi dei servizi e migliorare la mia vita, allora io decido di venire a abitare a Ceneda o a Serravalle. Grazie. Il contributo che ci ha dato l'architetto Gerotto arricchisce l'analisi, perché ci ha portati in aeroplano e ci ha detto: ma guardate le cose da un punto di vista diverso. Il futuro vede le relazioni fra i luoghi e le comunità come un valore. Queste relazioni fanno parte di un sistema complesso che va capito e governato. Nel momento in cui da casa tua a Venezia puoi leggere il giornale in metropolitana e spendi 20 minuti, non ti domandi perché anziché vivere a Mogliano scegli di vivere in un borgo. Perché ti va bene così? Perché quel luogo ti dà delle cose in più ma non te ne toglie altri. Allora, nel momento della fibra ottica, nell'epoca dello smart working, c'è un ripensamento dell'abitare e si tratta di fare scelte di vita. Ma le scelte di vita sono scelte per e non in perdita, nella misura in cui hai i servizi, hai, chiamiamole, le comodità che ti possono servire, hai la città in 15 minuti intorno a te, e questo quindi diventa semplicemente un modo di interpretare libero la vita. Io mi immagino alcune volte i borghi, per esempio, nella logica dei cosiddetti alberghi diffusi. Ma perché? Se io dovessi andare all'estero, preferirei, rispetto a un jolly hotel, stanze standard, preferirei vivere in una casetta, in un borgo dove mi respiro un'emozione, e anche quello per me è importante. Cioè, nelle esperienze che cerchi c'è anche il luogo in cui stai, la originalità. Un borgo è sempre diverso, è sempre un luogo che ti colpisce, che ti affascina. E giustamente si è detto prima, nella vita è importante la bellezza, è importante per tutti, qualche volta ci vergogniamo a dirlo, ma nella realtà nessuno ne può fare a meno. E allora avere con noi una persona che coordina a livello italiano un'associazione dei borghi più belli d'Italia mi fa particolarmente piacere, e quindi
lascio volentieri la parola a Livio Scattolini, rinnovando il benvenuto fra noi. Sono io che ringrazio per l'invito, saluto tutti e per tutti saluto il sindaco che ci ospita nella sua meravigliosa città, che ho scoperto ha tanti borghi, quindi magari poi a latere possiamo approfondire il discorso. Adesso la regia vi manderà un breve filmato che inquadra un po' quella che è la nostra associazione, cioè chi siamo, cosa facciamo e dove vogliamo andare. È un breve filmato che rappresenta un po' dei flashback dei borghi in tutta Italia, perché ho sentito tante cose interessanti, anche l'ultime mi ha ricordato anche l'amico Arminio che ho conosciuto a una presentazione, anzi alla consegna di una bandiera in uno dei nostri borghi, in Campania credo, e anche lui è un paesologo, è un amante, però anche un altro spunto che ho colto è diciamo non chi dobbiamo combattere, però insomma le dinamiche delle città sono diverse dalle dinamiche dei borghi e dei paesi, e tra l'altro la nostra associazione è nata proprio 20 anni fa da un gruppo di piccoli sindaci che, riuniti all'ANCI e alle Assemblee nazionali, si sono resi conto che ovviamente le dinamiche diciamo di crescita, di sviluppo e turistiche, gioco forza, le dettavano i sindaci delle grandi città. E quindi si sono posti il problema e la domanda: ma a noi chi ci guarda, chi ci assiste? E allora da lì è nata 20 anni fa praticamente la nostra associazione dei borghi più belli d'Italia. Adesso sì, intanto parlo, poi mi fermo quando parte, intanto mi porto avanti. E oggi conta 315 borghi certificati attraverso una carta di qualità che spazia praticamente nei 4 temi che avete perfettamente centrato di questo convegno, quindi il sociale, il culturale, l'economico e il poetico. Possiamo metterci l'enogastronomico, la storia, le tradizioni, che sono diciamo l'essenza dei borghi. Eccoci qua, questo è un po' flashback. Spazia, avete visto, in tutte le regioni italiane e che in effetti è un po' quello che noi andiamo a cercare. Quindi brevemente siamo 315 borghi certificati attraverso una carta di qualità, come dicevo prima, che da 2 anni è certificata ISO 9001, protocollo 2015, proprio per la rigorosità anche dei criteri. I 315 borghi sono l'essenza di oltre 1000 comuni che in questi 20 anni abbiamo certificato, comuni che diciamo sono sotto la soglia dei 15.000 abitanti, ma sostanzialmente sono concentrati nella fascia dai 3 ai 5.000 abitanti principalmente. Abbiamo nel complesso di questi borghi 1.300.000 abitanti, quindi ipoteticamente siamo la terza città virtuale dopo Roma e Milano. Al nostro interno abbiamo 450 musei, gallerie d'arte, abbiamo 800 piatti tipici e prodotti certificati. Nei nostri borghi arrivano mediamente 4 milioni di persone, si fermano
per 15 milioni di presenze, abbiamo 200.000 posti letto, 9.000 strutture ricettive. I nostri siti sono frequentati, visitati e seguiti da centinaia di migliaia di persone, abbiamo i cosiddetti seguaci, follower su Instagram che sono circa 700.000, abbiamo 650.000 membri nel nostro gruppo social, quindi siamo molto dinamici, perché sostanzialmente che cosa facciamo da 20 anni? Cerchiamo di far scoprire il fascino dell'Italia nascosta. Attenzione, non l'Italia minore, l'Italia nascosta, l'Italia fuori dai circuiti tradizionali, che poi è l'essenza della nostra storia. Quindi questo vogliamo e farlo conoscere, e chiaramente noi accogliamo solo le domande che arrivano dalle delibere dei consigli comunali. Non ci basta la lettera di un appassionato, di uno storico, ma vogliamo il coinvolgimento dell'intera collettività, quindi con il primo artefice che è il sindaco, perché poi al sindaco chiediamo conto, se entra nella nostra associazione, di mantenere l'asticella rispetto alla nostra carta di qualità. Questo è un po' anche quello che ci viene anche riconosciuto dai soggetti, gli organismi superiori, quindi è stato parlato dal Ministero del Turismo, dal MIBAC, dall'ENIT, che ci aiuta anche per promuovere a livello internazionale il percorso e i circuiti dei borghi, quindi ci invita i tour operator nelle ambasciate dove noi presentiamo la nostra Italia, diffusa. Quindi il concetto anche che avete messo nel convegno in cui siamo, della rigenerazione dei borghi, io integrerei anche con il concetto di riabitare il borgo. Attenzione, perché riabitare significa cercare proprio con questo percorso di, non dico di debellare, ma almeno di rallentare il decremento, come è stato detto prima, il decremento demografico che purtroppo sta colpendo tutti i piccoli borghi. E il fatto di avere poi meno abitanti comporta poi una serie di perdita di servizi. Pensiamo alle scuole, pensiamo ai servizi primari, no? Tutte quelle cose, anche le iniziative poi delle attività economiche che vengono comunque meno. Quindi cercare di rallentare questo decremento demografico è un po' la missione che ci vogliamo dare. E in effetti i risultati si stanno avendo, è un percorso difficile, è un percorso anche doloroso che deve comunque coinvolgere tutti i componenti. Dopo di me parlerà il referente delle Proloco che, voglio dire, nei piccoli borghi sono anche loro una parte fondamentale, e vi posso garantire, senza anticipare niente, che quando andiamo in giro per l'Italia per valutare com'è la situazione del comune che ci ha chiamato, se c'è un'associazione, e per la stragrande maggioranza se c'è una Proloco attiva che collabora fianco a fianco con l'amministrazione, il comune e il paese è vivo, vivace, riesce a fare delle iniziative per attrarre il turista, ma anche per un benessere diffuso del cittadino stesso. Ecco, dove sono le Proloco questa cosa c'è, dove non c'è chiaramente i comuni soffrono, perché ripeto, come ho detto prima, parliamo di piccoli comuni con qualche migliaio di abitanti, per cui le esigenze, poi le difficoltà e i problemi dei sindaci sono molteplici, e quindi se c'è un organismo di volontariato così diffuso come le Proloco la cosa funziona molto, ma poi su questo ne parlerà l'amico Tommaso. Questa cosa dei temi che oggi vengono affrontati sul sociale, quindi il riabitare il borgo inteso come paese, vuol dire tutta una serie di iniziative anche legate, rivolte all'accoglienza turistica, ma io da ex sindaco del mio comune Corinaldo nelle Marche dico anche che tutto questo serve principalmente anche per il benessere dei cittadini. Guardate che se i borghi non sono certificati nell'associazione non significa che non sono belli, al contrario, sono comunque bellissimi, e ce ne sono tanti altri che sono in lista d'attesa che stanno chiedendo
di andarli a visitare e a valutare. Molti ci chiedono anche un contributo su quello che possono fare rispetto alla nostra carta di qualità, che è sempre in aggiornamento perché è frutto proprio anche dell'esperienza che abbiamo fatto in questi 20 anni e spazia, ripeto, sul sociale, sul culturale, sulla parte economica, ma anche sulla parte architettonica e storica, sulla conservazione, sui recuperi. Noi vogliamo che i recuperi vengano fatti rispetto al contesto in cui il borgo si trova. Quindi non mi chiedete, e non vi risponderò comunque, qual è il borgo più bello d'Italia. Non esiste una risposta a questo, perché ogni borgo è bello, perché se rappresenta e rispecchia il contesto in cui è inserito, vuol dire che quel borgo ha mantenuto la sua cultura, la sua storia, le sue tradizioni, che vanno anche dal piatto tipico, piuttosto che dal prodotto, diciamo, artigianale, piuttosto anche dal recupero fatto con il materiale del posto. Vuol dire che rappresenta l'essenza del contesto in cui si trova. Quindi queste sono le cose che noi vogliamo che vengano diciamo, scoperte e portate a conoscenza di tutti. Capisco che questa cosa è difficile, capisco che in questo purtroppo periodo di Covid, di pandemia, c'è stata questa riscoperta, dico purtroppo perché era meglio che non c'era bisogno del Covid per sapere che l'Italia è bellissima girando anche per i borghi, però questo fatto che in questo periodo, speriamo che ormai lasciamo alle spalle, i borghi erano visti come il luogo, diciamo, ideale, no, di distanziamento, c'è stata insomma questa riscoperta. A noi ha fatto piacere perché da 20 anni cerchiamo di farlo inserire questo contesto, era meglio che non c'era bisogno della pandemia, però attenzione perché la mia preoccupazione è che finita la pandemia, come tutti ci auguriamo, ecco, le città di cui si parlava prima ripartiranno e sicuramente non faranno sconti. Quindi dobbiamo lavorare e promuovere in questo momento anche in prospettiva comunque futura, quindi per mantenere comunque alto il livello del paesaggio, il livello della riscoperta dei piccoli borghi e l'invito che diciamo, le amministrazioni stanno cogliendo a fare questo percorso a noi fa piacere perché un altro dato che vi voglio dire, in questo anno di pandemia non avrei mai pensato che arrivassero tante decine e decine di domande di chiedere di essere valutati dalla nostra associazione, perché ritenevo che magari i sindaci in questi momenti avevano altro a cui pensare. Hanno altro a cui pensare e proprio per questo hanno in qualche modo delegato o cercano di delegare alla nostra associazione, ma anche ad altre, diciamo, la promozione turistica, perché voglio dire hanno problemi comunque più diciamo, impellenti e importanti. Ecco, quindi il messaggio che chiaramente in questi 4 temi è fortissimo, io apprezzo e avete colto proprio l'essenza della nostra carta di qualità, parte anche proprio da un percorso che abbiamo iniziato proprio giovedì scorso con una serie di focus e di incontri che facciamo chiaramente online perché questo probabilmente è uno dei primi che è un po' in questione mista perché stiamo andando ecco, verso diciamo, la fine di questa pandemia, tutti ci auguriamo, e culminerà proprio a settembre quando faremo l'assemblea, quindi con 7 focus, in una sorta di master per i nostri amministratori, per coloro che vogliono partecipare dai canali online, per andare a spacchettare tutto quello che di fatto stiamo dicendo oggi, quindi la parte diciamo enogastronomica piuttosto che economica, piuttosto che la rigenerazione attraverso gli interventi, magari anche con i bonus e anche con il piano nazionale di ripresa che comunque porterà tante risorse economiche che speriamo e vogliamo che vengano investite bene perché è un momento straordinario che è generato dal Covid ma che c'è e che quindi dobbiamo usare e sfruttare al massimo. Le amministrazioni lo stanno facendo perché poi non si ripresenterà più un'occasione di questo genere e pensate che i 309 miliardi del piano sono sostanzialmente
il 10% del debito pubblico dell'intera nazione, quindi capite quanto diciamo, denaro sta arrivando e deve essere investito per le nuove generazioni, diciamo, il sottotitolo è le nuove generazioni, quindi andare verso un mondo nuovo, un nuovo modo anche di lavorare. È stato parlato prima da chi mi ha preceduto di tutte le iniziative legate al sociale, legate anche al raggiungimento anche con la banda ultralarga del lavoro, dello smart working. Proprio giovedì il nostro interlocutore di Cassa Depositi e Prestiti ci ha fatto vedere un grafico dove si nota che le grandi aziende a livello nazionale, ma anche le multinazionali, in epoca Covid hanno ridotto drasticamente la presenza del proprio personale nelle sedi, ma fino ad arrivare al 5 e al 10% del 100%. E questa cosa qui hanno previsto che non ritornerà mai più a 100, quindi vuol dire che quelle persone lavoreranno ancora, ma lavoreranno attraverso altre forme. Ecco, con lo smart working, allora magari nei borghi vicino alle grandi città, se c'è la connessione forte per la didattica, per la scuola, ma anche per il lavoro, vuol dire che ci possono essere degli spostamenti di persone che lavorano nei piccoli borghi e magari però deve essere pronto il piccolo borgo ad essere raggiunto al di là della viabilità ordinaria, che comunque i comuni, piccoli borghi ne abbisognano, ma anche da quella della wireless e della connessione che diventa sempre più importante. L'abbiamo visto in quest'anno di pandemia e anche lì abbiamo recuperato con la pandemia un tempo che abbiamo abbandonato, cioè le altre nazioni erano molto più avanti, l'Italia su questo era un po' indietro. Io non sono dell'idea che non dobbiamo più muoverci da casa, dobbiamo lavorare tutti in smart working o fare i convegni in smart working, no, però è comunque un'opportunità che può essere integrata benissimo, perché poi ci si deve smuovere, ci si deve spostare, perché altrimenti c'è un'economia che poi non produce più e questo non va bene. Quindi tutto questo, ecco, è quello che è il cuore del convegno che avete fatto, quindi gli amici dell'Associazione Amici proprio di Vittorio Veneto avete centrato questo tema ripeto, per quanto riguarda la nostra associazione, di lavorare sempre più verso la riscoperta, ripeto, del fascino dell'Italia minore, dell'Italia nascosta, che però ha bisogno e ha sicuramente le opportunità per poter essere conosciuta. Il turismo esperienziale, prima ho sentito un attimo il passaggio dell'albergo diffuso. L'albergo diffuso è una realtà meravigliosa che magari è apprezzata forse più dagli stranieri che dagli italiani. Magari noi siamo più comodi, vogliamo l'hotel, l'albergo con tutto pronto, tutto comodo, ma credetemi, tanti turisti stranieri che vengono nel borgo e hanno il concetto dell'albergo diffuso. Io vengo da un borgo medievale che ha le mura, perché prima ho sentito il professore che ha parlato, no, del periodo dell'incastellamento, quindi l'anno 1000 è proprio l'anno del periodo dell'incastellamento, che appartiene anche al mio borgo medievale, che è tipico delle Marche ma anche dell'Abruzzo, perché no anche della Basilicata, quindi tutti i borghi nella dorsale che si costruivano e si blindavano per sopperire, insomma, per resistere alle orde barbariche del periodo. Qui arrivando si vedono i borghi e non ci sono le mura, a parte qualche evento e qualche momento particolare, perché voi la mura l'avete, avete le montagne che erano, insomma, le vostre mura, se vogliamo, no? Quindi molto più, diffuse. Ma la bellezza proprio dei borghi è questa, è che ogni piccolo borgo è lo specchio del contesto dove vive e dove è nato. Quindi noi questo vogliamo che venga riscoperto. Le associazioni che si muovono nei piccoli borghi ci danno una mano straordinaria. Vogliamo, e questo ancora manca, a parte qualche caso eccezionale, e vedo l'amico collegato ancora dell'Abruzzo, la Regione Abruzzo è stata una delle prime che ha capito già da oltre 10 anni, è stata una delle prime regioni per numero di borghi certificati e di borghi che sono in lista d'attesa, come le Marche, come anche l'Umbria, ma è stata lungimirante perché amministratori anche di livello regionale sono stati i primi ad investire
fondi per la promozione dei borghi e per i recuperi nei borghi abruzzesi. Adesso si stanno muovendo altre regioni, purtroppo le Marche, purtroppo per me, che sono marchigiano, è ancora indietro, ma per esempio la Regione Sicilia proprio questi giorni ha lanciato e ha messo a bilancio 2.300.000 euro solo per i borghi certificati, per la promozione, quindi non tanto per gli investimenti, ma per la promozione. Perché? Perché, e torniamo un po' al concetto di campanilismo, la Regione Abruzzo per prima, ma anche poi la Sicilia, adesso anche la Calabria, la Puglia, pian pianino si sta allargando a macchia d'olio, ha capito che se soggetti della regione si promuovono, è l'intera regione, l'intero territorio che ne porta giovamento, e quindi è bene che questo avvenga. Nelle Marche, e posso chiudere con questa chiosa, dico purtroppo, le Marche sono rimaste l'unica regione al plurale. Prima c'erano gli Abruzzi, c'erano le Sicilie, c'erano, altre, è rimasta al plurale. Questo, guardiamo il bicchiere mezzo vuoto, no? Mezzo pieno, non mezzo vuoto. Magari se ha portato dei rallentamenti o delle difficoltà, adesso può essere ribaltato al positivo, cioè che magari questa diversità che è rimasta un po' diffusa ha fatto perdere dei treni, ma magari adesso si sono conservate con questa diversità tante cose che adesso possono essere messe sul piatto, no? sulla presentazione. Quindi guardiamo sempre il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto, però alla fine il concetto è sempre di fare squadra, di fare sistema, perché il tempo dei velocisti non fa parte del sistema, il concetto di tuttologi non è più funzionale. Oggi bisogna fare squadra in tutti i contesti, bisogna essere inseriti in un contesto di un territorio. Noi nelle regioni cerchiamo anche di andare a recepire prima piuttosto che altre realtà dove siamo ancora meno presenti, proprio perché anche il sistema della promozione turistica e i tour operator ci chiedono questo, ci chiedono di fare sistema. Prima è stato detto nello spazio di mezz'ora o dei 50 chilometri si può fare un pacchetto, un percorso turistico. Cercare di catturare un turista straniero, un giapponese, per venire a vedere il mio comune solo non esiste, devi mettergli insieme tutto quello che ha intorno. Quindi può avere, Urbino nel mio caso, piuttosto che il Conoro, piuttosto che altri, qui avete comunque magari Venezia, piuttosto che Cortina e altre cose. Quindi nei 50 minuti o nei 50 chilometri ci deve essere un sistema turistico che deve funzionare. Quindi questo è un po' quello che volevo dire. Ho sentito il concetto di bellezza, vi dico solo che qualcuno ha detto la bellezza salverà il mondo, e questo è il concetto, quindi la bellezza è quella che deve emergere in questa nostra Italia che è unica e non replicabile e non imitabile. Vi ringrazio. Questo contributo gradito del signor Scattolini mi fa sottolineare due cose soltanto, non avendo tempo per altre. La prima, il fermento che c'è in tutta Italia, cioè l'Associazione Amici di Vittorio Veneto ha intercettato con la sua sensibilità un processo che è in corso, perché stiamo scoprendo che le riflessioni che si fanno qui le stanno facendo nelle Marche e nell'Abruzzo, cioè è l'Italia che sta maturando consapevolezza di questa parte di sé. Seconda osservazione, c'è una rete, non siamo soli. C'è nel Paese, questo fermento si è tradotto in una capacità di relazione, in un network, e quindi poter far parte di questo network ci fa beneficiare delle riflessioni già fatte, ma anche delle relazioni che si possono creare, quindi delle informazioni che si possono scambiare e anche della reciproca attrattività turistica. Quindi mi pare che quello che emerge è proprio il valore strategico della riflessione che parte sempre nel local, ma è local davvero, perché è una riflessione di sistema. Non abbiamo avuto il tempo di parlare di tante cose. Riflettevo tra me, per esempio, che non abbiamo parlato del tema tecnico del restauro dei borghi, del perché sono belli nel loro disordine.
perché il borgo non corrisponde a nessuno schema tipico, è un intreccio di case dove l'una e l'altra non si distinguono nettamente, c'è il cortile, il portico, delle strutture fisiche che danno l'idea di un insieme unitario, distinto e unitario insieme. E quindi quanto è importante anche una regolazione di queste strutture che non sia standardizzata. Ogni tanto dico tra me e me che sono vissuti senza avere l'altezza minima di 2,70 m nelle stanze, ma sono vissuti e spesso anche felici senza avere l'altezza minima. Non possiamo affrontare queste realtà con gli strumenti standard industrializzati, perché nel borgo ci può essere un bagno che non ha il rapporto aereo-illuminante che chiedi al bagno del condominio urbano. Allora, c'è anche un problema di strumentazione, di governance politica e regolamentare che consenta di salvare la specificità di queste realtà. C'è un problema di finanziamenti, ma c'è un problema anche di comunicazione, perché in realtà nel mondo c'è una grande ricerca di queste esperienze, il turismo esperienziale oggi è fondamentale, ma bisogna anche comunicare la specificità del luogo per attirare questi giovani. E però in tutto questo le persone fanno la differenza. Sono sempre le persone che fanno la differenza. E fanno la differenza, credo, soprattutto quelli che si danno da fare. Il volontariato è una grande risorsa strategica del Paese, una grande risorsa, e l'Associazione Amici di Vittorio Veneto è espressione locale di questa grande risorsa. 6.300 gruppi di volontari chiamati Pro Loco sono una meraviglia del Paese, sono il cuore del Paese, sono gente generosa che risponde, che tutela l'interesse generale senza avere ruoli istituzionali. È la sussidiarietà democratica, è il cittadino che dice è affar mio la bellezza, è problema mio che il Paese migliori. Allora abbiamo qui chi rappresenta a livello italiano 6.300 associazioni, forse 100.000 volontari italiani, stanno facendo un lavoro egregio. E io penso che sia incoraggiante concludere questa mattinata sentendo quanta brava gente c'è nel Paese che, tra l'altro, dà un grandissimo contributo al recupero dei borghi, alle fiere, alle feste, alle tradizioni, cioè contribuisce a mantenere questo patrimonio immateriale che è l'anima, il cuore del Paese. Fernando Tomasello, sei benvenuto tra di noi. Grazie. Scusate, si sente? Sì. Grazie a te, grazie alla Presidente, grazie al Sindaco che ci ospita. Ci avete dato una grande opportunità, quello di rimettere insieme degli amici che da anni stanno lavorando in rete. I borghi più belli d'Italia, con Massimiliano Monetti ci siamo visti in altre occasioni in cui abbiamo parlato di cultura, ci siamo conosciuti in quell'occasione a Roma, ma soprattutto abbiamo messo in rete associazioni diverse per un unico obiettivo, quello di migliorare quello che è la qualità dell'Italia. Con Livio Scatolini, che tra l'altro recentemente nel mio ruolo di responsabile del Dipartimento dell'UNPLI, che riguarda anche il riconoscimento che abbiamo avuto dall'UNESCO, l'ho già coinvolto perché è, oltre a essere ex sindaco, è attualmente anche Pro Loco, no? Quindi l'abbiamo già coinvolto come consulente scientifico, coordinatore anche del nostro gruppo di lavoro sui borghi, ovviamente. E qui c'è il lavoro di rete. Ringrazio anche perché mi avete dato un'opportunità, intanto di vedere nuovamente l'amico Danilo con il quale abbiamo interloquito più volte, ma di rivedere anche e qui mi ha colpito la sua Lectius Magistralis sui borghi e sulla geografia e la storia, e l'architetto Posocco, che l'ho sentito alleggiare nella commissione
di cui ho fatto parte per 10 anni, la Commissione Tecnica Regionale Urbanistica. Purtroppo non ho avuto modo di conoscerlo prima perché lui è stato presidente fino al momento in cui sono entrato. E posso dire, il suo spirito alleggiava perché la sua conoscenza, la sua competenza, la sua grande passione si è sentita per molti anni nell'attività che facevamo e abbiamo, mi permetto di usare anche il termine, sfruttato proprio questo grande lavoro. Lo ringrazio e sono contento di averlo rivisto. Comitato ristretto dei borghi. Partiamo da questo. Nel 2017, il 2017 è stato l'anno dei borghi. Il Ministero dei Beni Culturali ha inteso costituire un comitato dei borghi. Comitato molto variegato in cui c'erano moltissime associazioni ed è stato scelto proprio dal Ministro un quintetto, uso questo termine anche, di 5 realtà, l'UNPLI, l'Unione Nazionale delle Proloco Italiane, il Touring Club, Borghi Più Belli d'Italia, Lega Ambiente e l'ANCI. Perché questi? Perché probabilmente agli occhi dell'immaginario risultano quei soggetti che, interloquendo tra di loro, completano probabilmente quello che è il panorama dei soggetti che possono appunto dire una parola con cognizione su quello che possono essere gli aspetti per una valorizzazione di queste realtà. Da allora è iniziato un lavoro che non si è concluso nel 2017, ma ha continuato nel tempo. Recentemente abbiamo ripreso ancora questa attività e abbiamo ricostituito questo comitato ristretto proprio per continuare un lavoro indispensabile per favorire proprio quelle realtà come questa associazione, come tante altre realtà che hanno necessità di avere un appoggio dalla rete, di chi riesce a mettere a sistema le diverse iniziative e soprattutto le opportunità che ci sono. Le Proloco in questo contesto hanno un ruolo di stimolo del territorio attraverso i propri associati, di formazione, perché non tutti nasciamo imparati, ma su questi temi è indispensabile che ci sia una formazione sugli obiettivi soprattutto che si prospettano e appunto di creare rete. L'inclusione, il ponte tra generazioni, la trasmissione del sapere, sono questi un po' i temi sui quali noi associazioni lavoriamo. Perché riteniamo, proprio anche sul tema dei borghi, che sia indispensabile questa componente sociale, questa attenzione, questa figura dell'uomo che diventa colui il quale, come giustamente diceva anche Monetti prima, collega architetto Alessandro Monetti, diceva prima, è fondamentale che ci sia la componente umana, perché in effetti quando mancano altre componenti, ovviamente manca l'investimento, manca lo Stato, è fondamentale che ci sia l'uomo, che ci sia la persona che vive quel territorio a dare quella là perché il territorio stesso possa resistere e coesistere. Questo patrimonio, questa trasmissione del sapere è quello che è definito poi patrimonio di eredità culturale, che è un diritto dell'uomo, come è sancito dalla Convenzione di Faro, che recentemente a settembre è stata adottata anche dall'Italia, finalmente, dopo tanto tempo. Questo cosa vuol dire? Che c'è sempre maggiore attenzione e su questo tema bisogna lavorare, al di là di quelli che sono gli aspetti dell'investimento, dell'opportunità, ma su quelle che sono le tradizioni, la cultura delle persone, la cultura e le tradizioni di quei luoghi che possono resistere e coesistere solamente nel momento in cui c'è chi vi abita, chi ci vive, chi ce lo racconta. Dal 2012, tra l'altro,
l'Unione Nazionale delle Pro Loco è stata riconosciuta quale consulente dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Io ho l'onore e la responsabilità di seguire questa componente e vi devo dire che ci sta dando molte soddisfazioni perché tra l'altro nel 2019 poi abbiamo proposto alle altre ONG italiane, sono 9 su 170 al mondo, 9 sono in Italia, che sono accreditate dall'UNESCO in questo ambito della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, che effettivamente con loro abbiamo creato una rete. Anche qui la rete è fondamentale. La rete tra soggetti, in questo caso accreditati UNESCO, diventa un altro tassello che si può aggiungere alle tante componenti che possono favorire una crescita reale delle iniziative e, ripeto, dei borghi. Recentemente ha toccato, cito sempre l'amico Monetti, ha toccato il tema di paesaggio, effettivamente, recentemente, cioè quest'anno, l'associazione Mecenate 90, ovvero la fondazione Mecenate 90, fondata dalla grande De Rita, che sicuramente il professore conosce, ci ha riconosciuto come advisor per il premio del paesaggio del Consiglio d'Europa. È stato anche questo un grande riconoscimento sul lavoro che stanno facendo molte delle nostre associazioni proprio in termini di salvaguardia di questo elemento importantissimo che è il paesaggio. Il paesaggio che è quella componente naturale trasformata dall'uomo a sua immagine e somiglianza. Mi piace dare questa definizione perché si ha sempre l'impressione che il paesaggio sia la natura. No, è la natura trasformata dall'uomo ed è un elemento vivo che si trasforma nel tempo grazie proprio all'azione dell'uomo, alla volte perversa, alla volte corretta, ma ovviamente è sempre l'uomo che determina. Sarebbe bene, e qui apro una piccola parentesi, che il paesaggio poi non diventasse solamente quello che è definito da Gilles Clément il terzo paesaggio, cioè i luoghi abbandonati dall'uomo. E questo torna al tema dei borghi. Dobbiamo prestare grande attenzione perché sì, è un valore anche quella parte del terzo paesaggio, ma è una componente, non è sicuramente la componente principale. Dobbiamo recuperare i borghi, dobbiamo fare in modo che questi diventino un valore per il territorio. Mi fa sorridere, lo dicevo proprio al segretario generale di questa Fondazione Mecenate 90, in una discussione, l'affermazione fatta da un nostro collega Boeri, il quale sosteneva qualche tempo fa in un quotidiano, in un'intervista, che dovrebbero essere le città ad adottare i borghi. Non sono assolutamente d'accordo, non sono le città che devono adottare i borghi, sono le città che devono cercare di salvaguardare e valorizzare le periferie. Ne hanno già di cose da fare. Adottare i borghi, è il ragionamento che si faceva prima, che faceva Danilo prima, è quello di mettere in rete quelle che sono le qualità, i servizi, le opportunità che la città può dare per fare sopravvivere i borghi in termini di rete. Questo è importante. Io credo che posso chiudere perché gli interventi precedenti sono stati interessantissimi, ha toccato molti temi che potrei riprendere, ma non voglio riprendere per non tediare, anche perché l'orario e poi l'attenzione ovviamente dopo 2 ore può calare, anzi cala sicuramente. Dicendo un'ultima cosa, che si parlava di bellezza. 140 anni fa nasceva la prima Pro Loco a Pieve Tesino e sapete come si chiamava? Associazione per l'abbellimento. Ecco, questo è tutto dire. Nasceva questa prima Pro Loco, fra un anno, l'anno prossimo, sarà il 60° anniversario della nascita dell'Unione delle Pro Loco italiane, festeggeremo insieme questo, sosteneteci, sosteniamoci. Abbiamo bisogno di fare sempre più rete, l'occasione oggi è stata ottima, continuiamo su questa strada. Io voglio chiudere con un omaggio che voglio fare al professor Barel e al presidente
dell'associazione, martedì scorso abbiamo presentato al Senato questo volume, edito da Marsilio nella collana Ricerche. È un volume che nasce da una ricerca fatta proprio dalla CGIA di Mestre sull'impatto socio-economico delle Pro-Loco italiane. Vi assicuro che ci sono numeri spaventosi per noi, perché ci rendiamo conto della responsabilità che abbiamo nel guidare questa grande famiglia, ma ci sono anche molte riflessioni su come le Pro-Loco fino ad oggi conosciute come quelli delle sagre, invece di sagre ne fanno ben poche rispetto alle attività molteplici che sul territorio svolgono. È un valore sociale straordinario che vogliamo sempre più valorizzare. Io faccio omaggio di questo, si trova in tutte le librerie, se qualcuno poi ne vuole, devo avere qualche altra copia in macchina, posso darvi questa copia. È stato presentato recentemente e chiudo, probabilmente verso la metà del prossimo mese, presenteremo un altro lavoro fatto sempre in collaborazione con la CGIA di Mestre sull'impatto che ha avuto dopo questa analisi il Covid in Italia. Anche qui vedremo cosa abbiamo perso, cosa potremmo recuperare e probabilmente lo presenteremo sempre al Senato, probabilmente insieme con il Sole 24 Ore, cosa potremmo mettere insieme come intelligenze per cercare di recuperare il tempo perduto, che non è poi effettivamente completamente stato perduto, perché ne parlavamo prima con la Presidente, è stata un'occasione anche per riflettere, per pensare e, come in questo caso, per ritrovarsi a ragionare. Grazie. E con l'intervento gradito dell'architetto Tomasello, Fernando Tomasello, abbiamo esaurito questo tentativo di delineare alcuni elementi centrali nell'analisi del tema. Voglio soltanto focalizzare l'attenzione su uno di questi elementi che abbiamo lasciato sullo sfondo, che è la rigenerazione dei centri storici. Ora, la parola rigenerazione significa dare nuova vita e quindi ripropone un rapporto fra le persone e i luoghi, ma impone una riflessione su cosa si intende oggi per qualità di vita e quindi va ben oltre l'oggetto, il contesto, tocca il tema dello sviluppo sostenibile, della dimensione del rapporto uomo-natura e di tutto ciò che i giovani in particolare stanno ponendo al centro dell'attenzione. L'ambiente nel senso più ampio, che è un insieme di natura e cultura. Allora, il tema dei borghi impone di ragionare in modo più largo. Parlando di questo tema siamo arrivati a parlare della nuova governance dello sviluppo, delle relazioni umane, della poesia dei luoghi, della loro storia e anche del loro futuro. Ma c'è un'espressione di Lenin che mi è sempre piaciuta: che fare? Perché poi le persone si misurano dai fatti. Allora, la sfida è: riusciremo a calare tutti questi ragionamenti in una realizzazione concreta? Una testimonianza? Io spero di sì, spero che nella città che amo tanto come tutti voi si riesca a parlare coi fatti, quel pragmatismo che ci è sempre nella storia caratterizzati. Noi siamo persone del fare. Io spero tanto che riusciamo a dare un seguito a queste riflessioni, provando a ridare nuova vita a qualche parte del nostro territorio, superando tanti problemi, dalla frammentazione fondiaria al tema del mantenimento dell'insieme originale dei luoghi, col tema di servizi e di collegamenti. Ecco, direi che è il momento di accettare la sfida di dire:
per le persone c'è il momento del dire e il momento del fare. Abbiamo cominciato con la riflessione, come si addice, però a me piace sperare che si possa far seguire il momento della realizzazione dei sogni. Tutte le persone nella loro vita hanno questo bisogno di bellezza che è anche il bisogno di sognare. Ma poi la differenza sta nel fatto di provarci. Provare a realizzare i sogni è un bel modo di vivere. Grazie a tutti i relatori che sono stati graditissimi, presenti e a distanza. Grazie signor Moretti a distanza. Grazie all'Associazione Amici di Vittorio Veneto. Lascio la parola con piacere alla nostra Assessore alla Cultura di Vittorio Veneto, professoressa Uliana. Grazie. Allora, riuscire ad arrivare alle conclusioni di tutto quello che è stato detto, degli stimoli straordinari, interessanti che i nostri illustri relatori hanno posto, non è semplice. Mi avete dato un ruolo abbastanza complicato nel riuscire appunto a fare sintesi. Io ho preso una serie di appunti mentre ascoltavo quello che dicevate che si prestano a riflessioni varie. Sentendo parlare l'avvocato Bruno Barelli inizialmente, aveva esordito con questa domanda interessante che mi ero posta anch'io: che cos'è un borgo? Io ho sempre pensato che un borgo fosse legato in modo stretto al tema della cultura. Abbiamo appreso oggi che non è assolutamente o soltanto così. Per me l'idea del borgo era per esempio l'immagine che mi è venuta proprio in mente sentendo il relatore Marchigiano, l'immagine di un borgo appunto delle Marche, Monte San Giusto, un borgo di poche migliaia di abitanti, caratterizzato da una chiesa piccola all'interno della quale c'è un dipinto enorme, grandissimo, di Lorenzo Lotto, che io ritengo sia uno dei più grandi capolavori del Rinascimento italiano, in un piccolo borgo. Ma l'Italia è questa. L'Italia è fatta di questo. La caratterizzazione nostra, che è quella che poi ci viene riconosciuta, come avete detto molto bene anche all'estero, sta proprio in questa disseminazione di realtà di borghi che tutti contengono un qualche cosa di importante dal punto di vista artistico, culturale, paesaggistico, ambientale. Ecco quindi un primo passo che abbiamo fatto con l'incontro di oggi, che si presta comunque ad approfondimenti. Io riascolterò molto attentamente la registrazione, perché gli spunti che voi avete dato sono significativi e importanti per tutti noi, ma in particolar modo anche per un'amministrazione, che poi, come avete giustamente detto, deve calare, operare e in pratica mettere sul terreno, sul territorio, le idee e anche le novità che si possono apprendere da questi movimenti, anche di pensiero. E qui bene ha fatto l'Associazione Amici di Vittorio Veneto, e quindi sono d'accordo ancora con quanto è stato detto, di aver intercettato questo movimento di pensiero che c'è già in Italia, relativo proprio alla valorizzazione, al recupero dei borghi, non soltanto appunto dal punto di vista storico-culturale, ma anche economico, sociale, antropologico. E qui stavo pensando e mi è venuta in mente questa domanda: come vivremo insieme? Sapete che questo è ovviamente il tema della Biennale d'Architettura di quest'anno. E pensavo, ascoltandovi, come anche in questo caso, mai più di oggi, questo tema è appropriato, perché noi poi lo vediamo sviluppare attraverso e all'interno del padiglione Italia della Biennale Architettura di quest'anno. Perché Alessandro Melis pone al centro, che è il curatore di questo padiglione Italia, pone al centro della sua attenzione proprio questo tema importante, con un titolo tra l'altro incisivo, che è quello delle comunità resilienti. E esplora quindi nel padiglione Italia il tema della marginalità, ne abbiamo parlato anche qui prima di questo tema, dei confini, di questi luoghi che sono luoghi della resilienza umana, ma anche luoghi della possibilità
dell'apertura, della nuova prospettiva. E quindi un concetto di resilienza che è quello che viene prospettato, sul quale si riflette all'interno del Padiglione Italia, che non solo va a sottolineare la ripresa della sicurezza dei luoghi, della ricostruzione, ma anche il rilancio delle attività. E quindi interessantissimo da questo punto di vista l'intervento che è stato fatto da Massimiliano Monetti della Confcooperative Abruzzo, che ha parlato di questa rete dei borghi cooperativi, che io vedo, non so se lo vedo in modo sbagliato, ma vi do la mia immagine, vedo proprio come una sorta di laboratorio di cittadinanza attiva. E qui andiamo a collegarci a tutto quello che voi avete detto, e cioè il fatto che è il cittadino che deve sentirsi parte del luogo, che deve amare il luogo, che deve collaborare a rilanciare il luogo, ma perché lo sente dentro di sé. E qui indubbiamente, Avvocato Barella, è importante che la visione della politica faccia la sua parte nel garantire la possibilità poi che ci sia questo radicamento nel territorio, basandosi su tutte quelle prospettive, quelle proposte, quelle idee che abbiamo sentito raccontare da voi oggi. E mi è piaciuta anche l'idea di questa, della possibilità di convincere, coinvolgere i creativi, qualcuno li ha definiti i matti, no? Qualcuno di voi diceva, nella possibilità di rivitalizzare i borghi anche attraverso la cultura, i festival, e quindi l'aggregare in questi luoghi attraverso questo sistema, no? Che può rianimare i borghi. E quindi l'immagine che a me aveva particolarmente colpito e che quindi vi ripropongo, non so se è azzeccato o meno, magari me lo direte anche voi, è l'immagine di una antropologa, leggevo quanto scriveva recentemente Heather Pringle, la quale diceva che per riuscire a superare i momenti di emergenza, e questo lo è di sicuro, è un momento d'emergenza per il periodo dal quale usciamo, ma proprio per questo è un momento che si propone come estremamente fecondo di possibilità e di prospettive. Bene, lei dice che per superare l'emergenza l'umanità possiede uno strumento importantissimo, che è quello della creatività. Beh, noi italiani la creatività ce l'abbiamo nel DNA. Lo dicevo proprio iniziando questo mio discorso conclusivo. Quindi perché non pensare che questo sia il momento giusto per noi, il momento buono, il momento di dare spazio, come dicevate anche, ai sogni, alla creatività, alle varie ipotesi, per poter pensare ad un orizzonte diverso, nuovo, che vada verso appunto questa rivitalizzazione del nostro territorio, approfittando anche di questo momento fondamentale che ci mette in mano delle risorse importanti, delle quali noi sentiamo, noi dico come amministratori, fortemente la responsabilità, ma per riuscire poi a produrre concretamente e nel modo migliore c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Grazie. Ringrazio l'assessore alla cultura di queste belle parole che ci faranno sicuramente riflettere un po' tutti. Io ringrazio veramente di cuore i nostri ospiti, i nostri relatori, che oggi è stata, penso per tutti, penso di interpretare i sentimenti di tutti gli ascoltatori, una vera lezione, una lezione magistralis, e ci ha veramente arricchito dal punto di vista storico-culturale, per cui grazie davvero a tutti. E permettetemi di ringraziare anche gli amici di Vittorio Veneto, che i miei collaboratori,
per la realizzazione di questo convegno, ma anche e soprattutto per aver organizzato un concorso fotografico. Le immagini che avete visto sono di tutti i borghi limitrofi qui di Vittorio Veneto e sono scatti di tutti i concorrenti che hanno partecipato a questo concorso amatoriale. Sono di borghi che, come diceva Bruno Barel, sono lì ad aspettare che qualcuno li guardi, li ammiri e che magari li possa anche rigenerare. Io ringrazio davvero tutti, grazie dell'ascolto.